Samuel Mazzon procedeva regolarmente sulla sua carreggiata, stava parlando al telefono con regolare Bluetooth con il fratello che all'improvviso ha sentito il botto, poi più nulla. Un'invasione di corsia pare ad elevata velocità. La causa dell'incidente è costato la vita al giovane ingegnere in via Papadopoli a Maserada. L'auto del 29enne è stata centrata in pieno da una Mercedes e si è rovesciata nel fossato, mentre la Mercedes condotta da un 61enne ha urtato pure un furgoncino che seguiva la 500 di Mazzon. Proprio dalla coppia che si trovava nel furgone, miracolosamente illesa, arrivano le prime testimonianze raccolte dai carabinieri che ora indagano per ricostruire la dinamica e le responsabilità dell'incidente. Quando Mazzon è stato soccorso da un primo automobilista di passaggio, il 29enne era ancora vivo. Poco dopo il suo cuore si è fermato. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari giunti sul posto assieme ai vigili del fuoco. Il 61enne, che è stato causa dell'incidente, è stato ricoverato all'ospedale e si attende l'esito degli accertamenti per verificare le sue condizioni alla guida. La notizia della tragedia si è rapidamente diffusa nella Marca, lasciando nel dolore familiari, amici, ma anche colleghi e studenti. Al Bar Santi Galilei di Castelfranco l'intera comunità scolastica è sconvolta. Era con noi il professor Mazzon da pochi mesi, ma si era contraddistinto anche soprattutto per l'atto umano. Infatti aveva delle classi dove aveva instaurato un rapporto personale molto forte con la classe e infatti tutti gli alunni sono particolarmente scioccati questa mattina da questa triste notizia. E sono soprattutto i suoi alunni a ricordare con affetto il giovane prof, sempre aperto al dialogo. Bravissima persona, tanto socievole con noi e tutto quanto. Abbastanza sconvolti, siamo entrati un'ora dopo perché un prof mancava e sono appena arrivato in classe ho visto un gruppo, i miei ragazzi, il bidello con l'articolo sul telefono in mano. Ha colpito abbastanza. È una persona molto socievole, molto predisposta a parlare, molto gentile anche, che capiva tanto le persone, se parlavi dei tuoi problemi lui ti capiva. Era un professore veramente bravo. Giovane come voi? Sì, giovane come noi comunque, sapeva anche un attimo le nostre dinamiche e tutto. Potevi parlare di tutto con lui, era disposto a darti anche una mano.